Lunedì 13 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La prima notizia che interessa la provincia di Belluno riguarda la sanità, Codivilla, eredità olimpica. Parla il presidente di GVM, gestore dell'Istituto Sanitario Cortinese. Arriveremo puntuali all'appuntamento con i giochi invernali. San Savini sarà un ospedale aperto tutto l'anno, completo, moderno, utile a residenti e turisti. Per Ettore Sansavini, presidente della società che ha in gestione l'ospedale, il Codivilla sarà la vera eredità olimpica. Stiamo facendo del nostro meglio e correndo contro il tempo, ma arriveremo puntuali all'appuntamento olimpico. Non bisogna comunque dimenticare che l'ospedale che stiamo costruendo andrà ben oltre l'anno olimpico, sarà la vera legacy. L'approfondimento di Vietina, pagina 17. Fatto di cronaca, tratta Montebelluna, Belluno non voleva pagare il biglietto e colpisce l'autobus. L'autista del bus, l'approfondimento di Filippi a pagina 19. Meteo e montagna, temperatura a picco, attenzione al ghiaccio, l'approfondimento a pagina 18. E ancora per quanto riguarda l'economia, lo scenario, la trappola della crescita 0, del nostro PIL, l'approfondimento di Marco Zatterina a pagina 7. E la foto di copertina invece dedicata al mondo dell'economia, gli imprenditori del settore alla Fiera di Milano con fiducia, ma i dazi di Trump sono un'incognita. Mido, banco di prova per 50 aziende bellunesi. La mostra internazionale dell'occhiale in programma a Milano dall'8 al 10 febbraio, l'approfondimento di Dalmas a pagina 15. Per quanto riguarda lo sport, calcio Serie D, la Dolomiti c'è un 2-1 al Brusaporto. L'approfondimento di Dapoyan lo troveremo da pagina 26 a pagina 28. Fatti di carattere nazionale che hanno un richiamo su questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Caso Sala, scarcerato a Bedini, l'Iran plaude alla cooperazione. Il ministro Nordio ha chiesto la revoca dell'arresto, l'ingegnere è già a Teheran. Questi i richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in principale è quella che riguarda un autista picchiato durante il suo servizio, autista picchiato con una bottiglia, aveva chiesto il biglietto ed è stato colpito. Non è la prima volta che succede, episodi anche a Longarone e a Ponte nelle Alpi. Autista del bus sostitutivo di Trenitalia ha preso bottigliate solo perché si era permesso di chiedere il biglietto al passeggero che ne era sprovvisto. È accaduto sulla linea sostitutiva della ferrovia Montebelluna-Feltre, chiusa nuovamente per le opere di elettrificazione dal 7 gennaio. Visto che sono ripresi i lavori sui binari, sono ricomparsi gli autobus. È un servizio che viene affidato a ditte private da Trenitalia, racconta un giovane autista di Pedavena, vittima dell'ultima aggressione. Accade sempre più spesso sulle linee bellunesi e ricorda quello che è successo ai colleghi durante le festività. A Longarone sono stati chiamati i carabinieri che hanno identificato e denunciato una persona nota perché voleva salire senza biglietto. E prima ancora a Ponte, sulla linea dei bus tra Calalzo e Ponte nelle Alpi, il collega si è sentito dire da una ragazzina: se fossimo a Milano ti avrei già fatto tagliare la gola. L'approfondimento di Bonetti a pagina 3. La foto dei copertini invece è dedicata alla Croce Rossa, lezioni di emergenza, via a 4 corsi, si cercano anche nuovi soci. L'approfondimento di Santina a pagina 2. Cadore, 2 scosse di terremoto in un'ora, 2 scosse nel giro di poco più di un'ora, per la precisione 66 minuti. Ieri pomeriggio hanno fatto tremare le case del Cadore. Il doppio terremoto con epicentro in Carnia, nella zona di Ampezzo, è stato chiaramente avvertito dalla quasi totalità della popolazione, causando molta preoccupazione e altrettanta paura. Erano le 14.51 quando i sismografi hanno rilevato una scossa di magnitudo 3.8 sulla scala Richter. La seconda scossa di terremoto è stata registrata alle 15.57 con una magnitudo di 3.2. L'approfondimento di Toscani a pagina 8. Turismo, in Alpago sono raddoppiati gli arrivi, l'approfondimento di Fontanive a pagina 7. Feltre Serrangeli, vicino al via libera al funerale, l'ultimo suo processo finirà mercoledì. È atteso per le prossime ore il nulla osta ai funerali dell'avvocato Paolo Serrangeli, 47 anni, che si è ucciso nel suo studio, ma prima del funerale l'ultimo processo, quello in cui Serrangeli difendeva Pedro Livers Dominguez Sanchez, il principale imputato per l'omicidio di Fener. L'approfondimento di Bonetti a pagina 6. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, da San Vito a San Moritz è sempre De Silvestro, prestigiosa vittoria di René nel gigante di Coppa del Mondo, l'approfondimento di Dibona a pagina 11.
Sport, ancora tre richiami nel match clou della domenica. Il Ponte nelle Alpi riapre il campionato di seconda categoria, parliamo di calcio. Sci giovanile, dal Col Gallina alla Gordino, il latte busche da spettacolo, la firma di Cavalette a pagina 21. E ancora sci, campionati italiani di fondo nel segno di Cagnati e Graz, l'articolo di Tavosanis a pagina 20. E la notizia a pagina 2 riguarda il mondo del volontariato. Croce Rossa via 4 nuovi corsi. Il primo incontro di educazione sanitaria il 26 gennaio per apprendere tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Responsabile delle lezioni è Valentina Samola, socia della Croce Rossa italiana e medico anestesista dell'ospedale San Martino. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, autista preso a bottigliate, rischiamo ogni giorno. Dal 7 gennaio riattivati gli autobus sostitutivi sulla Feltre Montebelluna, ripartite le aggressioni, il racconto della vittima dell'ultimo episodio, chiediamo il biglietto e si scagliano contro di noi. A me è capitato sabato sera a Cornuda, racconta l'autista feltrino, erano le 19 ed ero pronto a partire quando arriva un passeggero marocchino noto alle forze dell'ordine, voleva salire senza biglietto e mi sono permesso di dirgli che non era possibile. Prima ha chiesto i soldi ai passeggeri, poi non raccogliendo nulla ha iniziato a tacciarmi di razzismo insistendo per salire gratis. Infine ha alzato una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti che aveva nascosto dietro la schiena, ha iniziato a picchiarmi e ha sferrato il primo colpo. Sono attimi concitati, l'autista cerca di evitare la lite, ho messo le mani per proteggermi, prosegue l'autista nel suo racconto, e lui mi ha dato un colpo in testa con la bottiglia. Per fortuna avevo il berretto che ha attutito il colpo, l'ho spinto via e lui se n'è andato. Lui me ne ha dato un'altra bottigliata in testa, ho ancora il bernoccolo. La mia fortuna, ripeto, è che avevo il berretto, ne nasce una colluttazione, ma per fortuna un pompiere di Pederobba pendolare di quella linea riesce a strappare di mano la bottiglia al passeggero marocchino. È il vigile del fuoco che conferma, parlava arabo, diceva parolacce, pensavo la bottiglia si rompesse, in quel caso sarebbe stata tagliente come un coltello. Quando sono caduti l'ho subito presa e ho chiamato i carabinieri. A quel punto sono arrivati altri 10 marocchini, prosegue la testimonianza dell'autista, e mi hanno tenuto fermo in modo di permettermi a lui di scappare. Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri, fortunatamente non ci sono stati ritardi, sono arrivato comunque puntuale anche perché ci sono 5 minuti di lasco tra Quero e Feltre. Cambiamo argomento. Per le Olimpiadi tutte le linee aperte, ma fino ad allora lunghi mesi di disagi. Notizia che riguarda appunto il sistema ferroviario che interessa la provincia di Belluno. A dicembre il tempo per i giochi potrebbe tornare anche il convoglio Belluno-Padova, mancava da 10 anni. Siamo a pagina 5, camminata al chiaro di luna organizzata da FIAB, l'associazione ambientalista ha organizzato un ritrovo rifugio Bristot. E ancora tradizione, forum mascherate dolomitiche, si pensa già alla seconda edizione. Fatto di cronaca che interessa la comunità di Feltre, ora l'ultimo suo processo, la sentenza attesa mercoledì. L'assenza dell'avvocato Serrangeli, che si è ucciso fra venerdì e sabato, non fermerà il processo sull'omicidio di Fener. Ci sono altri 2 difensori. È atteso per le prossime ore il nulla osta ai funerali dell'avvocato Paolo Serrangeli, 47 anni di Alano, trovato morto nel suo studio legale in via 31 ottobre a Feltre sabato mattina. La salma è ancora a disposizione dell'autopsia dell'autorità giudiziaria, che forse potrebbe decidere di procedere ad accertamenti medico-legali, ma il quadro è stato chiaro fin dai primi momenti. Si è trattato di un gesto autolesionistico senza responsabilità di terzi. Questo è emerso dagli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Feltre intervenuti nello studio legale. Presente anche il procuratore facente funzioni, procuratore Roberta Gallego. E così si attende la data dell'ultimo saluto, proprio nei giorni in cui ci sarà la sentenza tanto attesa del processo che rappresenta la sua ultima opera, quello in cui Serrangeli difendeva Pedro Liver Dominguez Sanchez, il principale imputato per l'omicidio di Fener. La sentenza è attesa per dopodomani, mercoledì 15 gennaio, e visto che Sanchez aveva un collega difensivo in cui c'erano altri 2 legali, non dovrebbero esserci intoppi alla conclusione del processo, un caso su cui l'avvocato Serrangeli aveva investito tutto se stesso studiando, cercando le incongruenze di accuse che ha sempre giudicato infondate fin dal primo momento, perché lui era fatto così: quando sposava una causa lo faceva con tutto se stesso, muovendo mezzo mondo, non lesinando lunghe e complesse indagini difensive per dimostrare l'innocenza del suo assistito. Altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno: Arsie e Lago del Corlo ghiacciato, turisti tra selfie, storie e passeggiate. E ancora da Feltre, studenti ENAIP dal campus Tina Merlin ai viaggi europei. Dopo le esperienze dello scorso anno, la scuola professionale ha in programma altri incontri.
Siamo a pagina 7, Alpago. L'Alpago piace, raddoppiate gli arrivi e boom per il turismo nella Conca con una fetta di mercato che predilige tranquillità e lusso tra caserie e ristoranti stellati. In 5 anni gli arrivi sono aumentati quasi del 60% e le presenze hanno toccato quota 70.000 durante il 2024. Troverete anche 2 grafici che rappresentano appunto la crescita a livello turistico di questo comune della provincia di Belluno. Siamo in Alpago. Borgo Valbelluna, al palo i finanziamenti per il Tempio, la chiesa e l'antico borgo Garibaldi. Il sindaco Stefano Cesà ha lanciato l'appello per riattivare il progetto Bellezza. Limana, maggioranza spaccata dopo pochi mesi, preoccupante. Continuano gli strascichi politici del Consiglio Comunale. Vivere Limana, uno spettacolo deludente. Questa è la dichiarazione del referente, l'avvocato Martino Fogliato. Siamo in Cadore, scosse di terremoto, paura in Cadore. In poco più di un'ora, alle 14.51 e alle 15.57, la terra ha tremato 2 volte, magnitudo 3.8 e 3.2, epicentro ad Ampezzo in Friuli. Non sono stati registrati particolari danni, come era avvenuto in occasione dell'altro sisma avvertito anche in Valle del Boite. San Pietro di Cadore, cascata di ghiaccio delle Tre Grazie, Ice Climber vola dalla parete, ferito. E continuiamo con le notizie invece in questo caso che troviamo sull'edizione del Corriere delle Alpi. Le notizie riferite alla provincia di Belluno si aprono con pagina 15, economia bellunese, Mido, un banco di prova export e dazi di Trump, le incognite del settore. Le occhialerie bellunesi guardano con fiducia al grande appuntamento invernale, ci saranno tanti visitatori stranieri, un'occasione per ripartire di slancio, l'articolo a firma di Vietina. L'edizione 2025 in vetrina dall'8 al 10 febbraio, 50 aziende bellunesi. Siamo a pagina 16, Cabinovia Socrepes, notizia che ci porta a Cortina, fiato sospeso, preoccupa la stazione intermedia, l'autorità di bacino chiederà il suo spostamento, ma entro fine mese il progetto deve essere pronto. Per realizzare l'opera servono almeno 7 mesi, il cantiere deve partire entro la primavera e vediamo in questa ricostruzione l'impianto di risalita appunto per Socrepes. Continuiamo con pagina 17, verso Milano Cortina 2026, San Savini, Cortina è un affare di cuore, il Codivilla, la vera eredità olimpica. Il presidente della GVM al lavoro per terminare la ristrutturazione, arriveremo puntuali all'appuntamento dei giochi, sarà un ospedale aperto tutto l'anno, completo, moderno, utile ai residenti di un territorio montano ma anche ai turisti. L'intervista è di Stefano Vietina. Le nostre competenze garantiranno la migliore assistenza a ospiti e atleti. Siamo a pagina 18, pericolo ghiaccio per gli escursionisti della montagna, serve attenzione, il delegato del soccorso alpino invita alla prudenza, nella mattinata di oggi forti raffiche di vento in quota. Siamo a pagina 19, violenza a bordo, niente biglietto, bottigliate in testa, aggredisce l'autista della Corriera, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, l'episodio sulla tratta sostitutiva Montebelluna-Belluno di Trenitalia, l'autore voleva viaggiare gratis. La raccolta fondi, soccorsi sulle astoide Formin, aiutiamoli a pagare il conto. E ancora 2 notizie che interessano il bellunese che troviamo in questa pagina 19 del Corriere delle Alpi. La frazione di Nebbiu resta al buio, residenti esasperati. Belluno metalmeccanico, oggi sciopero di 8 ore e presidio a Belluno. Siamo a pagina 20, il caso fatto di cronaca giudiziaria, giro di fatture false, finanziere rimosso dal servizio, sfruttati anche i dati dei clienti di una gioielleria di Cortina, il maresciallo ha condannato per rivelazione di segreti di ufficio. Petizione in centro per le manifestazioni, ascoltate chi ci lavora, l'edicolante De Toffo, nessuna polemica. E ancora, continuiamo con pagina 21, diocesi di Belluno Feltre, Don Soccale, Don Bernardi, parroci a Tomo e Porcen. Ieri, le prime messe dopo la sostituzione dell'ammalato Don Valerio Maschio, i 2 preti gestiranno in solido le 2 comunità insieme a quelle di Sereno. Notizia di spalle, Feltre VHV Assicurazioni ufficializza l'apertura in via Montegrappa. E ancora, Pedavena, lotteria della Proloco, estratti 50 biglietti e mercoledì alle 18 a Feltre si completa il percorso di tutta un'altra storia. Dalla rubrica Cultura e Società, il desiderio è l'uomo giusto nella divisa sbagliata. Nel libro La finestra sui tetti di Ben Pastor c'è anche un po' di Veneto con Lago, protagonista un colonnello della Wehrmacht nella seconda guerra mondiale.
E dalla rubrica Giorno e Notte andiamo avanti, troverete in questa edizione anche l'inserto dedicato all'economia in Veneto e non solo, pagina 25 Giorno e Notte, mascherate arcaiche da record, entusiasmo e sorrisi in piazza. Un successo all'evento di Borgo Piave ETC che ha coinvolto tutto il centro cittadino, il progetto può diventare appuntamento istituzionalizzato, stiamo lavorando. Notizia di spalle, Belluno, si chiudono le incursioni filosofiche, la felicità e la libertà, secondo del Soldà, sabato al Giovanni XXIII. E ancora connessione ambientale di Aire, Lili e Schnuck, un viaggio in bicicletta tra Asia ed Europa. L'appuntamento in questo caso è alle ore 18 di questo venerdì al Dolomiti Hub di Fonzaso. E in Alpago invece lettura espressiva, al via un corso a POS. L'appuntamento è dal 20 di gennaio. Passiamo allo sport, Serie D, la seconda giornata di ritorno, la Dolomiti brucia il Brusaporto, la firma è di Cossaltere Diallo. I bergamaschi accorciano all'inizio della ripresa e sfiorano anche il pareggio, ma la difesa bellunese resiste fino in fondo. Continuiamo con il calcio di eccellenza, 2 frecce avvelenate di Marco e il Borgo trafigge la Sagittaria 0-2 il risultato finale. Prima categoria, doppietta di Spencer, grandinata a fiori barb sul povero Valdo Sport. Il blu-arancio mettono sotto i trevigiani con una prestazione casalinga ineccepibile. Rec segna in entrambe le porte. Calcio di seconda categoria, Super Ponte Alpi e Pedavena, campionato riaperto e ancora dal calcio, in questo caso femminile, la Dolomiti Women alle semifinali di Coppa Italia. Contro la Virtus Padova per passare è bastato un pirotecnico pari con 6 gol, 3 volte a segno Gaia Mastel. Calcio giovanile, Dolomiti Bellunesi di goleada con Under 19 e Under 16, un po' di ossigeno per il Cavarzano Under 19 Elite che rifila 4 reti al Porto Mansuè e riavvicina la zona play-out. Continuiamo con la pallavolo, Serie A3, Belluno è un inizio anno stellare, avanti così, sai bene MPV del match vinto contro il Cagliari, ora portiamo a casa anche set faticosi e giocati punto a punto. Ancora pallavolo, Serie C femminile, la SB Volley liquida il Thermal, è la 6ª vittoria consecutiva. E ancora dalla pallavolo, Serie D femminile, Limana regola l'Ezzelina con la giovane Pilat, l'opposta classe 2008 all'esordio nel sestetto base, sfodera 16 punti e trascina le compagne al convincente successo. Basket, Serie D R1, il Feltre comincia l'anno molto male, il Pipistrelli lasciano strada al Paese 64-68 il risultato finale. Basket Serie C femminile, il Valbelluna vicino alla rimonta ma cede per un punto al 90, 61-62 il risultato finale. Atletica, l'apertura in pista 2025, Giusti terza nel lungo e vola nei 60 piani, Cecchetta in essenza ottimi secondi. Sci alpino, Grand Prix Net Insurance, Frisone, Granna e Graham volano al passo Monte Croce, sul podio Costa, Fantuz, Mistron ed Esposito. E ancora per lo sci alpino, Grand Prix Latebusca e Belluno Bassa, Valbioi, Sarabia e Limana, Tris Dassi a Selva. Sempre per quanto riguarda lo sport invernale, sci alpino Grand Prix Latebusche, zona alta, Nicolis e Di Gallo, i baby terribili, Zanardi e Travagli, cuccioli doc. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, questa edizione di Edicola Belluno, cielo in prevalenza sereno, salvo qualche tratto di nuvolosità, precipitazioni assenti. È davvero tutto, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.